Benvenuti, bentrovati, nuovo ed ultimo appuntamento prima del Natale con il nostro spazio dedicato al mondo dello sport attraverso il canale digitale www.venetoglobe.com, la nostra e vostra web tv, attraverso il digitale anche con il canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia, ogni giorno in onda intorno alle 19:40, 19:45 circa, nella seconda parte della serata e poi in replica nella primissima parte del mattino. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie prima di gettarci in questo, chiamiamolo weekend, anche se non è un weekend, ma prima di gettarci in queste 2 giornate di grandi feste, di grandi festeggiamenti, soprattutto in famiglia, anche forse con qualche diversità, soprattutto di alcuni sport, anche per gli sportivi che riposeranno. Oggi la Gazzetta dedica 2 pagine alla Ferrari del 2020. Il futuro sembra essere decisamente di Leclerc, che ha avuto tra l'altro anche il contratto prolungato come da copione. Chi lo affiancherà? Perché questa è la domanda che molti si pongono. Ancora Vettel oppure si cercherà il colpaccio per Hamilton? Si è sciato in Val Badia. Nel parallelo Winskag stupisce tutti battendo Luiz. Zingerle e Maurberger, italiani, subito purtroppo fuori. Venerdì si corre a Bormio per quanto riguarda gli uomini, mentre le donne saranno a Lienz nel fine settimana. Andiamo a parlare di pallacanestro, qui vedete subito il manifesto dell'Umana Reyer che gioca contro Roma, però la pallacanestro di A1 domani inizia con un derby, quello tra le 2 bolognesi, ed è un derby sentitissimo. Giovedì poi tutto il resto, compreso, come vi abbiamo appena annunciato, Venezia-Roma. La TVB di Max Menetti, che giocherà invece venerdì contro Sassari alle 20:30, giocherà il Palaverde. In Eurolega invece tocca a Milano, che sarà in trasferta giovedì a Mosca contro il CSKA appunto di Mosca. Pallavolo femminile con l'Imoco che in A1, dopo la vittoria con il Bisonte Firenze, aspetta al Palaverde Busto Arsizio per lo scontro tra prima e seconda della classe. Tutto esaurito al Palaverde per le campionesse del mondo abituate a giocare ormai da tempo, da anni, il giorno di Santo Stefano. Imoco Busto, vi ricordo, si gioca alle 17 al Palaverde. Nella A3 di pallavolo maschile per il Motta di Livenza, in trasferta contro il Trentino, è arrivata purtroppo un'altra sconfitta, questa volta per 3-1. Adesso si ritornerà in campo, anche in questo caso nel giorno di Santo Stefano, il 26, con Motta che affronterà il Prata di Pordenone. I Leoni del Benetton hanno espugnato Parma vincendo 13-8 il primo dei 2 match appunto contro le Zebre, al termine tra l'altro il primo di un incontro giocato sul fango al limite proprio della impraticabilità per il campo. Ma oggi facciamo un saluto da parte dei Leoni che è tutto natalizio, non parliamo di partite, non parliamo di gioco, non parliamo di giocatori, ma vediamo il filmato che trovate anche in rete e sui vari social e che riguarda appunto gli auguri a mo' di elfi da parte dei Leoni.
Bellissime queste immagini e complimenti ai leoni naturalmente del Benetton Rugby che sono andati a salutare anche i bambini all'ospedale del Cafoncello. Parliamo di Serie A, adesso parliamo di calcio con Inter e Juve che sono in testa al campionato, Lazio terzo posto, Roma quarto, Atalanta sorprendentemente quinta dopo aver distrutto, e usiamo ancora questo aggettivo, il Milan per 5-0. Ed è proprio il Milan a gettarsi sul mercato, gli ultimi giorni di mercato, insomma spronando Ibrahimovic ad accettare la proposta per arrivare a Milano subito e con contratto fino all'estate del 2021. Mercato anche per l'Inter che stringe i tempi per portare Vidal sotto la Madonnina, offre 12 milioni al Barca e il Barca adesso si sente un po' alle strette. Andiamo in Serie B dove il campionato è entrato nel vivo soprattutto grazie al Pordenone che è lì sotto il Benevento a 40 punti, secondo appunto il Pordenone a 31. Giovedì si torna in campo con Chievo-Benevento, quindi il Chievo che affronta la capolista guidata da Pippo Inzaghi, Salernitana-Pordenone, un altro match per i ragazzi di Tesser molto interessante, e poi Venezia-Cittadella, il derby veneto ancora con un Cittadella in salute nonostante tutto, mentre il Venezia sta scivolando nelle zone pericolosissime della Serie B, della classifica di questa Serie B. Per quanto riguarda il calcio, vi ricordo che per la Serie C tutte le gare erano state rinviate, si giocherà con la ripresa della stagione, la Nerossi Vicenza di rosso in vetta a 45 punti, 41 ne ha il Carpi, Reggio Audace 38. In Serie D invece il Campodarsego di mister Andreucci, dopo il pareggio a Villafranca per 1-1, resta in testa alla classifica con 40 punti, 7 di vantaggio su Legnago e Charlins Musane a 33, Clodiense e Cartigliano a 32, Adriese ed Ambrosiana a 31. Si ritorna in campo, lo ricordo, il 5 gennaio anche per il Montebelluna. In eccellenza invece la sorpresa in negativo è stata quella del Giorgione che ha perso di fronte al proprio pubblico in casa il match clou contro il Sona. C'era la possibilità di avvicinarsi ulteriormente, invece il Sona si è preso la vittoria per 1-0, ha preso 3 punti importantissimi facendo scivolare in classifica il Giorgione al quarto posto. Nel girone B invece il San Giorgio Sedico ha perso a Spinea per 2-1, ma ugualmente rimane sempre in testa davanti al Porto Gruaro con 29 punti e tra l'altro vincente domenica a Pieve di Soligo per 2-1. Ieri abbiamo sentito proprio il tecnico del Porto Gruaro Giovanni Soncin su questa vittoria. Oggi sentiamo il tecnico Stefano Della Bella, tecnico dell'Eclisse Careni Pievegina, subito dopo la gara. Stefano, lascia un po' l'amaro in bocca perché insomma ci avete tentato fino all'ultimo, forse se quel gol 3-2 arrivava 10 minuti prima insomma qualche cosa poteva cambiare. Io ho detto in telecronaca che ai punti loro, per quanti giocatori bravi hanno e di valore, qualcosa in più meritano, però voi non meritavate la sconfitta. Sapevamo la qualità della squadra avversaria, dispiace perché su 2 gol, sul secondo e il terzo forse potevamo far meglio noi e non concedere quello che abbiamo concesso. Sappiamo l'esperienza di certi suoi attaccanti, di loro attaccanti e così, però abbiamo lottato fino al 93esimo, 94esimo e questo. Ci siamo ancora perché nonostante la sconfitta era una partita difficile, però per larghi tratti del primo tempo secondo me l'abbiamo fatta anche noi. Dopo c'è stato l'episodio, il calcio d'angolo, la punizione laterale, abbiamo preso gol, là ci siamo un po' scomposti, dopo abbiamo preso il gol, il 2-1, il raddoppio a fine del primo tempo perché abbiamo sbagliato, dovevamo mettere la palla in avanti, l'abbiamo giocata lateralmente e là abbiamo perso palla e abbiamo fatto la frittata. Però la squadra è in salute e adesso recuperiamo sti 15 giorni qua, anche qualche infortunato che avevamo fuori 2 o 3 elementi e speriamo di averli tutti per il 5 insomma.
Tu l'avevi sempre detto, perché anche quando i momenti non erano positivi, insomma, ve la siete sempre giocata con tutti, anche oggi avete dimostrato di esserci, perché insomma Portogruaro è una squadra che è destinata secondo me a vincere il campionato se continua così. Ma la classifica dice che sono secondi, dunque la qualità ce l'hanno e questo non si discute. Però voi bene. Per contro noi abbiamo fatto una buonissima partita, secondo me dispiace, resta il rammarico che su certi episodi un po' più attenzione, un po' più magari buttarla anche via in qualche situazione, forse avevamo qualcosa in più. Dei tre davanti un po' sottotono CB, ma è anche perché aveva fatto molto bene nelle altre partite e si è rivisto dalla Vedova che conoscevi 2 anni fa, mi pare, no? Sì, io non l'avevo avuto perché era qua in Serie D, comunque lo conoscevo, avevamo giocato anche contro, l'ho buttato nella mischia, mi serviva, avevo De Zotti fuori, avevo Go che non stava tanto bene, Allegretti ritornerà e dunque così ci ha dato qualcosa. Cibin ha giocato ma aveva preso una botta la domenica scorsa, però aveva fatto bene, era un buon momento di forma, dunque finché ne aveva ha giocato. Buona pace, buone feste, adesso si riprende. Spiace, resta un po' il rammarico, però abbiamo dato tutto e dunque non c'è nessun da incriminare. È un Stefano Della Bella comunque sereno, perché la squadra, come ha detto lui, insomma, gira, è un buon momento, stanno giocando e quindi in bocca al lupo e buon Natale naturalmente alla formazione dell'Eclisse, ma un po' a tutti, insomma, le formazioni che abbiamo seguito durante questa annata, stiamo seguendo e seguiremo durante tutto il 2020. Per quanto concerne, per chiudere il discorso dell'eccellenza, Porto Mansuè e Liventina sono al terzo posto, è un po' la Liventina la sorpresa di questo campionato, con i ragazzi di Vecchiato che si sono fatti vedere, si sono portati nelle zone alte della classifica. Sandonà che sta deludendo ancora un pochino, però si pensa che dovrebbe ritornare al più presto nelle sue posizioni reali. Noale e Spinea a 23 punti, poi in fondo ci sono Montello che è ultimo a 10 punti, Robeganese e QDP a 13, Union Pro a 15, Vittorio e Lia Piave 16, Eclisse 17, Martellago 18 e Istrana 22 punti. Ieri sera intanto nelle prossime giornate, questa sera precisamente, poi avrete modo di vedere il programma dilettanti dove si parlerà di tutte le varie categorie, condotto dal collega Riccardo Bonvicini, e avrete la possibilità appunto di vedere questo programma che settimanalmente poi ci accompagnerà durante tutto l'anno parlando dei vari campionati. Promozione nel girone D a stupire ancora l'Opitergina, che continua a rimanere capolista, batte il Marcon per 1-0, mentre delude un pochino ancora il Treviso perché si fa impattare 1-1 dal Villorba, e anche i suoi dirigenti adesso cominciano a dire la rincorsa alla Opitergina si fa sempre più dura. Finiamo con il basket. In Serie A2 femminile il Ponzano in trasferta a Udine ha vinto 63-58, è stata poi una vittoria a sorpresa perché dopo i tonfi precedenti c'è stata una bella reazione delle ragazze di Nicolas Zanco. Adesso il Ponzano si trova al quartultimo posto in classifica. Bene invece la Ruker Sanve, bene si fa per dire perché torna sconfitta da Olginate, quart'ultima della classifica. Lì ha fatto una partita non molto bella la formazione di Marco Mian, però attenzione perché gli occhi sono puntati sulla Final 8 di Coppa, e allora qui bisogna vincere assolutamente la prossima partita che si disputerà in casa domenica 5 gennaio, obbligo di vincere per accedere così alla fase finale della Coppa Italia appunto di categoria. Bene, abbiamo scelto un altro filmato di auguri proprio per salutarci, per augurare un buon Natale, per augurare buone feste. Vediamo se poi riusciamo a rientrare, vi saluto di nuovo, altrimenti
Ci salutiamo con questo filmato realizzato dagli amici, dagli sportivi della Ruker Sanve, che con noi ritorneranno in onda su streaming proprio il 5 gennaio, domenica, per ripresa del campionato. A tutti voi e a tutti i nostri ascoltatori, telespettatori, telespettatrici, un buon Natale e buone festività con questo filmato della Ruker Sanve. Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Mr. Bublé. Are you ready to sing a little jingle bells? Yes. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, just jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, just jingle bells, jingle all the way. Oh, what a lot of fun to ride and sing in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow, We are dashing in a one-horse open sleigh. one-horse sleigh. All the fields we go, All the fields we go, laughing all the way. all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. E con questa banda di suonate è tutto. Buon Natale a tutti! Oh, what fun it is to Prego. ride one horse open, oh, fun. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh.